Lei ha già sentito i presidenti delle regioni colpite. Quali sono le prime necessità, i primi aiuti da portare? Beh, sicuramente nelle zone più di montagna c'è un problema anche legato alle persone che ora sono fuori, no? Oltre ovviamente, ahimè, alle vittime che sono fuori dalle proprie abitazioni, quindi c'è bisogno veramente di coperte, maglie e cercare di fare questi primissimi interventi in queste ore. Noi come Protezione Civile regionale, attivati immediatamente da quella nazionale, abbiamo già avviato alcune azioni molto concrete e molto importanti. Intanto siamo l'unica regione in Italia che è in grado di fare i rilievi topografici dall'alto ed è un'attività che abbiamo fatto anche già in precedenti disastri e che replichiamo qui perché è estremamente utile e importante per capire quello che è accaduto e dove intervenire. Sono già pronti a partire 70 volontari con la prima colonna che parte oggi e questa mattina sono già partiti con l'elicottero due gruppi del soccorso alpino regionale con delle unità cinofile. Chiaro che la situazione è ancora in divenire, ahimè le vittime temo che saliranno. Dispiace dirlo in questi casi, però ha sottolineato poco fa che a questo punto si capiscono meglio i soldi investiti nella prevenzione. Sì, perché a me dispiace a volte di sentire delle polemiche veramente pretestuose, no? Parlando degli interventi sulla prevenzione, le esercitazioni, le evacuazioni, l'acquisto di impianti tecnologici nuovi, la formazione che facciamo per i volontari e per i tecnici. Non sono costi, sono veri e propri investimenti. Oggi ho sentito la Presidente Marini e mi ha detto una cosa che mi ha colpito e anche confermato nella mia convinzione. Mi ha detto che se non ci fossero stati interventi antisismici fatti nella costruzione dopo alcuni eventi sismici degli anni 90, probabilmente nelle sue zone oggi lei andrebbe a raccogliere vittime, una popolazione ferita e anche probabilmente danni maggiori. Questo significa che la prevenzione, quando è fatta in modo oculato, ovviamente senza sprechi, è estremamente utile e importante. Sono anche contenta di poter dire che una parte dei fondi che avevamo destinato per i 40 anni del terremoto li abbiamo proprio indirizzati alle attività di prevenzione, esercitazioni, evacuazioni, la creazione della scuola internazionale di formazione sull'emergenza. Insomma, credo francamente che ancora una volta abbiamo fatto un di più che premia questo territorio duramente colpito.